Franz, è troppo forte questo Ligorna quest'oggi. Ligorna troppo forte, noi siamo andati giù come un pugile, l'1-2 in 5 minuti ci ha tagliato le gambe, quindi secondo me gran complimenti al Ligorna perché si è meritato comunque di approdare in Serie D. Noi un peccato, recriminiamo il fatto di questi due gol uno dietro l'altro perché poi alla fine secondo me poteva esserci un'altra partita senza subire due gol così. Però il calcio è questo giustamente, quindi lo prendiamo atto e andiamo avanti. Loro quando arrivano concentrati agli appuntamenti, anche con Riva Samba era stata la stessa storia. Nei primi minuti avevano fatto due gol uno dopo l'altro. Sì, questa è la forza, questa è la forza di una squadra, perché un conto è dire è la squadra che vincerà il campionato di eccellenza, un conto poi andare sul campo e dimostrarlo. Oggi ha vinto la squadra più forte e forse anche senza forza, è anche la società più organizzata con la forza di poter fare un campionato poi di Serie D importante. Noi dobbiamo solo che essere contenti di poter essere arrivati in questa finale che per noi era sopra i nostri obiettivi e quindi niente, concentrati sul prossimo anno perché vogliamo comunque restare in alto, rifare sempre un'eccellenza da protagonisti e poi cominciare a costruire anno per anno con i nostri giovani che sono veramente bravi qualcosa anche in più. Quindi, ma in questo momento bravi ai ragazzi perché comunque siamo la prima squadra in provincia di Savona con le difficoltà del Savona, del Vado, noi siamo la prima squadra della provincia, quindi per noi è motivo di orgoglio già questo risultato. Grazie.